Ascom Confcommercio Treviso dà ufficialmente il via al nuovo corso e lo fa presentando la nuova squadra che affiancherà il presidente Renato Salvadori per il prossimo quinquennio. Una squadra ampliata nel numero dei componenti per dare risposte sempre più esaustive ad un mercato in cambiamento, altalenante e imprevedibile. Ai 7 membri della giunta esecutiva infatti verrà affiancato un allargamento di altri 6 per un totale di 13 dirigenti a supporto delle decisioni politiche e strategiche della dirigenza. Allo stesso modo il consiglio direttivo, già composto da 37 dirigenti, espressione delle varie categorie associate, vede un allargamento di 4 nuovi membri per favorire l'ingresso di nuove competenze ed un aumento della condivisione. Una strategia finalizzata a rafforzare il ruolo della rappresentanza in un momento di crisi che il presidente Salvadori sintetizza in 3 punti fondamentali. Il primo è la fiducia. Occorre avere fiducia in un momento difficile come questo, perché ciò che troveremo dopo sarà comunque migliore. L'altro è il territorio. Noi non possiamo svolgere nessun tipo di politica se non inglobando tutto il territorio per la sua specificità, e il terzo è la formazione. Mai come in questo momento le imprese hanno bisogno, per interpretare un nuovo che non è ancora delineato, di avere una capacità di lettura senza della quale non si va da nessuna parte. Altra grande novità in Confcommercio, l'avvio di 9 gruppi di progetto, strumenti operativi e pratici che affronteranno le problematiche del terziario in alcuni ambiti strategici, con l'obiettivo di portare in associazione nuove idee, trasformandole in progetti ed iniziative concrete. Sono dirigenti politici e tecnici che si mettono insieme e che producono delle idee in modo tale da interpretare nel modo più corretto possibile l'evoluzione del sistema, facendo diventare questo loro lavoro dei progetti in grado di tutelare le categorie e gli imprenditori. Un'importante operazione di rinnovamento per Ascom Confcommercio Treviso, associazione radicata nel territorio con 9 delegazioni mandamentali e forte di un esercito di 92 fiduciari e delegati che operano in tutta la provincia come antenne pronte a ricevere, trasferire e risolvere i segnali delle oltre 5.000 imprese associate. Tra i volti nuovi del team presidenziale Giorgio Sina, già presidente del gruppo Automoto. Mi auguro di poter portare avanti questo nuovo incarico dando tutta la disponibilità, tutta quella piccola esperienza che posso avere, ma soprattutto mettendomi a disposizione per condividere anche con gli altri colleghi di giunta e soprattutto col Presidente che mi ha voluto in questo incarico per condividere le scelte da fare come Confcommercio Treviso. È una conferma invece Valentina Cremona, già presidente del gruppo Donne, che testimonia l'importanza della componente femminile nell'associazione. Spazio importante anche per i giovani, rappresentati nella nuova giunta dall'imprenditore Andrea Andreani. Sono proprio le 2 componenti del terziario che sono attualmente le più dinamiche nel mondo, appunto nel nostro mondo, e quindi sono quelle che garantiranno una maggiore crescita e soprattutto nuovi modelli di sviluppo. Partiremo soprattutto dall'informazione, dalla formazione specifica per dare a queste persone gli strumenti più giusti per trovare nuove strade, nuove strategie per vincere questo momento così difficile. E la parola d'ordine è sempre uno: innovazione. L'innovazione oggi sono convinto che possa fare la differenza. Ognuno è importante che riesca a cercarsi le proprie ricette, i propri ingredienti, però punti un obiettivo unico, che è quello di innovare e non di soffermarsi su quelli che erano i vecchi modi di fare, i vecchi modi di lavorare.